Professor Vella, buonasera. Rispetto alla sua comunicazione dell'11 agosto relativa a una mail indirizzata alla Regione Sardegna, ha parlato di un'approvazione a titolo personale che non può essere considerata un parere del CTS. Era personale, nel senso che gli altri membri del comitato non avevano visto l'ordinanza, quindi non si potevano esprimere, quindi è stata una mia comunicazione, sì, l'ho detta io, perché l'ordinanza, pur essendo io completamente contrario, così come gli altri membri del comitato scientifico, ad aprire le discoteche, perché lo sanno pure i sassi che le discoteche sono pericolose, cioè non è che c'è bisogno di essere Einstein per saperlo, quindi noi dal punto di vista di persone che si occupavano di epidemiologia e malattie infettive, lo sappiamo, e l'avevamo anche detto e scritto il 6, ma anche in precedenza. Quindi se a me mi dice se io sono favorevole aprire le discoteche, è come se il Papa dicesse sì, l'aborto va bene. Il contenuto della mail però sembra andare in un'altra direzione rispetto a quello che sta sostenendo adesso, perché lei dice, cito testualmente, per me va bene ed è inevitabile e necessario che riaprano. Va bene il contenuto perché quella ordinanza era stata fatta bene, cioè aveva incorporato delle precauzioni che noi avevamo detto di incorporare, per questo andava bene, non per l'apertura, quindi diciamo che è così. È come la riduzione del danno, è come dire vai in motorino però almeno mettiti il casco, è quello che dico a mio figlio. Ecco, alla luce di quello che è successo, secondo lei è regolare il tipo di comunicazione che c'è stato? Tornando indietro, penserebbe di tutelarsi meglio, illustrando meglio quella che è la sua posizione anche in quella mail? Ma certo, non c'è dubbio che avrei dovuto scrivere un papello di 20 pagine dicendo guarda, le discoteche sono pericolose, quindi malgrado io ti abbia detto, noi vi abbiamo detto tante volte che sono pericolose, c'è una volontà di riaprirle. Possiamo dire che si è voluto gestire forse con troppa fretta il tutto in quei momenti? Questo sono d'accordo, forse avremmo dovuto consultarci. Tutto serve tranne la fretta forse in questi... Sì, esatto, sì, questo è vero, però la fretta non era la mia. Diciamo che io anzi avevo sollecitato di essere consultati e chiamati, quindi proprio perché almeno quella sera che non sono riuscito a trovare i miei colleghi, perché non mi possono mandare una cosa alle 11 di sera dell'11 agosto, ho dato il via libera alla versione di Tidore, che era la versione terza, perché era fatta bene, non so come dire, sa quando uno riconosce che dico grazie, ti ringrazio, ci hai messo almeno qualche cosa che teoricamente ci protegge, poi non ci ha protetto. Comunque possiamo affermare che quello che emerge da questa conversazione è che il parere positivo del comitato tecnico-scientifico non c'è stato. Io ero contrario, ma non ho deciso io di riaprire le discoteche, è stata una decisione politica, ma neanche tanto di Solinas. Guardi, glielo dico perché Solinas in realtà era molto protettivo, molto. Ho capito che c'era stata, anzi mi sembra che sia agli atti, una posizione della giunta. Non darei la croce tutta addosso a Solinas o a Vella. Sul fatto che il presidente poi all'atto di emanare l'ordinanza non abbia seguito l'indicazione data dal team di esperti che lui stesso aveva individuato per gestire al meglio l'emergenza, ha nutrito delle perplessità oppure sta nell'ordine delle cose? No, perché era un ruolo di consulenza, malgrado il nostro parere diciamo molto dubbioso, diceva le riapriamo perché la Sardegna se non muore. E come lo fermi il treno? Il treno era andato. Non è per difendere Solinas, penso che sia una brava persona, è stato anche molto accorto, quindi non mi pare neanche che sia lui il responsabile di tutto ciò, ecco, da solo. Il fatto che il parere positivo del CTS effettivamente non ci sia stato è un problema rispetto al dibattito che si è aperto in questi giorni? Non lo so, io penso che non sia un vero problema, proprio perché noi avevamo un ruolo consultivo. Il fatto che la procura si interessi di ciò che voi avete espresso, però in qualche modo, come dire, smentisce il fatto che... Giusto perché noi siamo persone informate dei fatti, non c'è dubbio. Questo lo deciderà la magistratura, penso.